Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il In questo giorno che il Signore ha fatto qui con le reliquie del nostro carissimo Papa Francesco, entriamo nella santa città della Gerusalemme del cielo e intercediamo anche per il suo eterno riposo e per il riposo di tutti i nostri cari. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Padre Potente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico a Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Excelsis Deo, et in terra pax omnibus vole voluntatis, laudamus Deo, benedictimus Deo, adoramus Deo, glorificamus Deo, gratias agimus Sini, per gloria tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra, qui sedes ad extera Patris, miserere nobis, ogni
Ormus Sanctus, o Salus Dominus, o Ormus Altissimus, Iesu Christe, un Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che ci dai la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa che mediante la liturgia pasquale che celebriamo nel tempo possiamo giungere alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere una elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta vela del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grande alzare il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. È Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
dato dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?